Allora, che è sposato dopo però le Luciani. Allora, è emerso nell'ultimo passaggio della difficoltà che hanno molte imprese che magari vanno anche bene nell'ottenere delle risorse finanziarie. Allora la domanda è: perché, visto che c'è lo strumento dell'emissione dell'obbligazione da parte delle aziende, queste imprese che sono sane non emettono obbligazioni per essere aiutate dal punto di vista finanziario? Bellissima domanda. Ribalto però la domanda, in questo senso. Noi abbiamo degli strumenti, qui in Veneto si chiama Veneto Sviluppo, a livello centrale abbiamo la Cassa Depositi e Prestiti che potrebbero fare esattamente questo. Fare da garanzia per quelle imprese che sono ancora sane, certificate, che hanno un percorso fatto in modo per cui siano in grado con un'immissione di liquidità di riprendere certe produzioni perché hanno una produzione innovativa, perché hanno tutta una serie di strumenti per cui sono a posto. E solamente per una questione di liquidità legata alla questione contingente sono in sofferenza, non per modello produttivo, per modello strutturale, ma per una questione contingente legata alla liquidità. Questo dobbiamo cominciare a fare, ma questo comprende, parte con una questione molto semplice. In questo Paese dobbiamo cominciare a ragionare, ad avere il coraggio di fare dei piani di sviluppo almeno quinquennali, decennali. Se no, di questo noi parliamo. La Germania, se vi ricordate, che prima, con la riunificazione, prima dell'entrata in ingresso dell'euro, che per noi è stata un'occasione straordinariamente sprecata per l'Italia, l'euro, e dopo ne parliamo, qualcuno magari dirà di no, ma è così, è così. La Germania si è fatto un piano e dopo 10 anni effettivamente ha ripreso a camminare. Era nelle condizioni nel 93-94 veramente di disperazione. C'era la Fiat che stava comprando la BMW, qualcuno se lo ricorda. Questo era il livello della Germania. L'unificazione del post-unificazione ha pagato dei costi altissimi, ma si è messa seriamente a lavorare con un piano decennale. Ci si arriva lavorando, ma se noi pensiamo di fare interventi a spot perché dobbiamo sempre, abbiamo la logica che purtroppo a turno chi comanda, cosa deve fare? Deve prendere il consenso e gli 80 euro o i multipli di 80 eccetera sono solo degli spot. In fase iniziale di trasmissione ha fatto un passaggio quando veniva esternato che il costo da parte di qualche ospite, che il costo del personale è alto, che questo è il problema, lei faceva con la testa non è così. Non è quello. E allora perché? Perché in fondo la Germania ha costi del personale alti, stipendi più alti. Ecco. Appunto, perché non è quello il problema. Non è che qui in Italia il costo personale è alto, assolutamente non è vero. È vero piuttosto altro che abbiamo una tassazione sulle imprese che è alto, ma non il costo del personale. È quello il problema. Il costo del lavoro in realtà in Germania è leggermente inferiore, però il salario è anche ma non è quello il problema di base, il salario è più alto e di conseguenza crea domanda interna, il salario è più alto, quindi comunque è un giro. Ma al di là di questo tema si paga il 20%. Chiaro, infatti sicuramente, infatti i lavoratori voglio dire in Italia sono tra i più tartassati, questo va detto insomma. E la grande differenza in realtà, io comunque ritengo che lo strumento che sia stato fatto da voi insomma e tutte le varie chiamiamole corporazioni anche se non è il termine giusto che ci hanno lavorato per ottenere quel tipo di risultato sia un primo passo, sicuramente non è il passo, se si prende come riferimento Basilea 3 certo che non è uno strumento perfetto, però la differenza la fa, come giustamente dici tu, la fa l'economia reale. Cioè l'economia reale è quella che dà da mangiare la gente e che dà la famosa ricchezza che parlavamo all'inizio, che permette poi di essere distribuita e di creare. Non è sicuramente l'economia delle banche, non è l'economia della borsa, non è quell'economia che è solo fumo, che lo ha dimostrato, perché poi il famoso diciamo crisi americana poi l'hanno scaricata l'Europa, perché di fatto questo è successo, o comunque la collettività l'ha letta così, e quindi di fatto l'economia reale è quella che fa la differenza. Le aziende che sono, come dice giustamente l'imprenditore, che sono sane e non riescono ad andare a avere un prestito in una banca, sono quelle banche lì che vanno chiuse, non certamente l'impresa che crea la ricchezza. Cioè gli imprenditori che creano ricchezza vanno stimolati ed aiutati, e ovviamente la politica avrebbe dovuto fare questo e non ha mai fatto niente, perché questa è la verità sacrosanta. Oggi ci sono aziende sane che chiudono perché magari hanno un contenzioso con l'Agenzia delle Entrate, un contenzioso di Agenzia delle Entrate fa chiudere aziende sane che danno da mangiare a
famiglie e che sono, se non altro, con il loro lavoro si mettono al posto degli ammortizzatori sociali e Bravo. poi è una ruota che si corre dietro. Bravo. Se io sono costretto per una bolla, voglio dire, che mi arriva direttamente dall'agenzia di entrata o Equitalia, quella maledetta Equitalia, a dover lasciare a casa, meno male che c'è stato qualche magistrato che ha detto no, ha fatto bene l'imprenditore a pagare la 13ª e non pagare le tasse, però non si può sperare che ci sia il magistrato ma infatti, per io vi bene chiedo dell'ultimo questo. minuto. Cioè, Allora, Renzi ha detto che andrà a risistemare Equitalia, quindi a rivedere il sistema di Equitalia, addirittura dire a toglierla. ma posso Che dirle, può andrebbero essere condonati i 700 miliardi di euro che oggi ci sono di fantomatiche evasioni fiscali, perché poi se andiamo a verificare quello che lo Stato davvero recupera, si tratta del 2, 3, 4%. Non paga neanche la struttura. E non si pagano neanche la struttura, esattamente. Sì, andrebbero condonate e andrebbe rivisto da zero tutto il sistema. Allora, non si può gestione, pensare allora. voglio dire, non possiamo È una davanti ai questione di cittadini gestione. condonare le slot machine e non condonare chi va bene. davvero ha un Infatti- ruolo sociale nella Ma infatti società, che sono la le aziende. Germania, quando ha fatto lo scudo, perché hanno fatto anche loro lo scudo qualche anno fa, loro hanno fatto due conti molto semplici. Per portare a casa tutti i soldi servivano X dipendenti pubblici. Ha detto bene, mi date X che così chiudiamo la partita, e hanno portato a casa di più. Vabbè, detto questo, in Italia noi dobbiamo dare posto di lavoro a qualcuno, no? Perché se no cosa fa? È questo che ritorniamo al discorso di prima. Noi abbiamo una burocrazia, un'amministrazione statale che pesa sull'Italia tantissimo. O noi cominciamo a tagliare questa spesa pubblica e questa grossa burocrazia che c'è in Italia, se no non andiamo da nessuna parte. Anche in Veneto però c'è. Anche Anche in Veneto, anche in tutta Veneto, l'Italia. Perché per fare qualcosa, io non capisco perché noi ci dobbiamo mettere 10 volte di tempo di più rispetto a un altro Stato, per avere una carta, per fare qualcosa, tutto. E per cui costa tutto di più. Perché se io ci metto 10 ore, al posto di mettercene una, faccio una pratica, non ne faccio 10, sì o no? E tutto lievita, dico io, ma chiunque. Allora, o si fanno un po' di leggi chiare, anche sul mondo finanziario. Ma questo di Renzi, Sulle allora, banche. questo di Renzi di questi giorni cosa vedi? Allora? Stai cambiando la Cosa partita. dici? Se Cosa... tu mi stai andando a capire, vuoi che ti risponda io politicamente Sì. o da cittadino? No, da da tecnico, apolitico. da tecnico. Apolitico. Da tecnico. Scusatemi, se noi abbassiamo le tasse, questo che vuole fare, cosa che è sensata, però ci devono essere i capitoli Di di copertura. ingresso in compensazione della spesa. Copertura. Per cui, di Ci copertura, manca chiamala come qualche vuoi, miliardo. per cui o la spesa viene, quello che stavo dicendo prima io, Ridotta. drasticamente, che si può fare, ma non possono toccare la sanità, giustamente come diceva prima il sociale, perché questo è il primo sintomo di una nazione che sta bene. Se tu mi tocchi il sociale, la spesa pubblica che va sul sociale e sanità, lì diventa un problema grave, perché la gente quando non sta più bene, qui non so come non siamo ancora andati in piazza sinceramente. Ma infatti questa è la cosa che Ma- lascia... Un attimo solo, io vi do la parola un secondo, vediamo questo contributo, perché stiamo parlando di provvedimenti se possono essere utili. Quindi premi di produttività, è un'altra delle soluzioni adottabili, visto che riguarda l'impresa, vediamo un attimo insieme il filmato. Dopo di lui. Più reddito per chi lavora di più o raggiunge i risultati fissati dall'impresa. Si chiamano premi di produttività e ora alle aziende piacciono di più. Almeno a giudicare da quello che sta succedendo da quando, 5 giorni fa, sono entrati in vigore i nuovi incentivi fiscali sulla contrattazione aziendale. In 5 giorni sono già stati depositati 266 contratti. Gli incentivi prevedono una tassazione scontata del 10% sui premi ai dipendenti fino a 2.500 euro l'anno. Ma quando il premio è pagato in welfare, per esempio anche con rimborsi per colf e babysitter, le tasse vengono addirittura azzerate. La strada di abbassare le imposte sul lavoro è la leva principale che il governo intende usare per aumentare l'occupazione. I tecnici di Palazzo Chigi starebbero lavorando all'ipotesi di prevedere un taglio di 4-6 punti di contributi previdenziali per i nuovi assunti a tempo indeterminato, per poi passare gradualmente a tutti. Del resto, ha sottolineato il ministro dell'economia Padoan dal G7 in Giappone, l'unica strada per rilanciare la crescita è quella di tagliare le tasse in modo selettivo a cittadini e imprese. Allora, Ladino Lorini, e poi anche però, Sì, io mi ovviamente, riguarderei. tagliare le tasse in modo selettivo può essere questo un sistema?
Allora, le tasse, chiaramente penso che qui nessuno sia contrario a questa quelle che abbiamo, annuncio. No, tutti quanti siamo sicuri che il taglio delle tasse servono, perché a livello della tassazione nostra questo è un suicidio puro. La questione è, noi paghiamo tante tasse per mantenere una spesa pubblica che è altissima, questo è di fatto. Non è che ne abbiamo altre per chissà cosa, le abbiamo per quello, e poi chiaramente gli interessi sul nostro debito pubblico che continua a lievitare. Una cosa che qui bisogna cominciare ad avere anche il coraggio di dire è quello che la nostra spesa pubblica è così alta ed è così difficile da tagliare perché alla fin fine risponde a una questione molto semplice, al consenso che i partiti chiedono, e lo fanno attraverso la spesa pubblica, cioè quei denari nostri li utilizzano per portare a casa il consenso. L'abbiamo visto, gli 80 euro piuttosto, e torniamo indietro, i forestali, cioè. Questi sono tutte modalità di spendere i soldi pubblici per creare un consenso personale. O cominciamo a capire che questo non funziona più e non va più bene e andiamo giù in maniera pesante sulla questione, ad esempio, del debito pubblico, perché finché che noi guardiamo e facciamo le economie di scale sulle piccole cose e poi abbiamo una valanga di soldi che paghiamo di interessi sul debito pubblico che continua a crescere, vuol dire che non abbiamo capito assolutamente nulla, no? Guardiamo non so come si dice, la trave sulla Luna, sì, invece della pagliuzza. La pagliuzza ecco. Cioè, dobbiamo capire un pochettino questo, ci sono delle priorità, delle cose che vanno fatte in maniera immediata, in tempi molto molto brevi. Il debito pubblico è un macigno, non ci farà mai crescere finché sarà di queste proporzioni qui. Va assolutamente trovato la modalità di riportarlo in canali più consoni. E come si fa? Come spieghiamolo tecnicamente? Tecnicamente si fa, in pratica le entrate devono essere superiori alle uscite, in modo tale, perché il debito aumenterà sempre se la politica di bilancio è del pareggio. Il pareggio di bilancio, ci sarà sempre il debito pubblico aumenterà perché paghiamo interessi su interessi. Dobbiamo aumentare la nostra capacità produttiva, vengo a quello che dici te, e ridurre la spesa. Questo ci consente di avere un disavanzo e quindi cominciare a non pagare interessi. Posso rispondere, non vorrei essere troppo invadente. No, d'accordissimo quello, ma non può essere avvenire solo tramite, diciamo, un avanzo primario, cioè porto a casa di più di quello che spendo, quello avanzo primario. Non è solo tramite questo. Noi abbiamo tutta una serie di asset che allo Stato oggi che sono improduttivi, vanno assolutamente tagliati e messi per raggiungere quello scopo. Sì, perché va tagliato. Chiaro. Allora, quello dei famosi enti improduttivi, i rami secchi. Cioè, ci sono due metodi. Da quanto tempo che lo sentite sta cosa? Ci sono due metodi, o ridurre questo che dici, o produrre, aumentare la ricchezza. Questi due sistemi ci sono. Sì, ma vi faccio una domanda. Non riusciamo a aumentare la ricchezza, Zara, un attimo solo. Condivido pienamente quello che ha detto il signore. L'altro giorno abbiamo affrontato il problema del debito, no? Nel debito nuovo italiano, quello che è stato emesso dal 1° gennaio 2013, c'è la CAC, che consiste nella facoltà del debitore, quindi lo Stato italiano, di allungare le scadenze e ridurre le cedole. Okay? Quindi tutte le emissioni dal 1° gennaio 2013 lo Stato può rinegoziare a suo piacere, a sua necessità, il proprio debito. Le emissioni non sono tante, ma negli anni questo diventa un portato significativo della facoltà. Un'altra cosa, prendendo ad esempio un detto di Galileo, no? Meglio cercare un piccolo vero piuttosto che stare sulle massime questioni senza raggiungere nulla. Far ritornare il denaro. Gli Stati Uniti hanno stampato moneta, ma hanno anche incentivato le proprie aziende che erano andate in tutte le parti del mondo a ritornare negli Stati Uniti. Quindi anche la Germania. La deindustrializzazione, anche l'Inghilterra. Se vi fate la Pontebano, la costumi in macchina, quella sfilza infinita di capannoni chiusi, eccola là. Deindustrializzare è già un non ritorno. Non è così facile, ma bisogna partire anche da là, incentivare gli imprenditori, e nel tessile nel Trevigiano non facciamo i nomi perché comunque abbiamo capito di che si tratta, convincere queste persone che in Italia si può produrre a dei costi di produzione. La Germania per molti anni ha avuto dei contratti differenziati nell'ex DDR, l'ex DDR costava come costa oggi
a un nostro imprenditore produrre in Tunisia, e quindi bisogna partire anche da là, mettersi nelle stesse condizioni. Siamo anche in una fase virtuosa, il riposizionamento dell'economia cinese ha liberato molti contratti, i nostri imprenditori oggi siglano contratti con le grandi distribuzioni tedesche perché il cinese oggi sta pensando ai suoi consumi e non a far più maglie e magliette. Se prendete e vi comprate, andate da Decathlon, fate le spese in qualche altro negozio, il made in Cina si riduce, sono altri che hanno preso il loro posto e lì è nella bravura dell'imprenditore. L'imprenditore veneto oggi è uno che parte lunedì con la sua borsetta e va a fare contratti in giro per il mondo e torna il venerdì sera. L'ha sempre fatto, nessuno di noi gli insegnerà a farlo perché è bravissimo a farlo. Occorre che poi ci sia un famoso piano di programmazione economica fatto diversamente da come è sempre stato fatto. Non pensiamo alle banche, le banche devono ridursi, accopparsi. Bravo, d'accordissimo. Non serve una banca locale, le banche grandi sono sul territorio, hanno delle brave persone, chi ci lavora sa. Mettiamo nelle condizioni il sistema a ragionare e a usare anche altri strumenti, e sugli altri strumenti che io vedo c'è molta difficoltà, ma anche il piccolo imprenditore, quello che ha i 10-15 dipendenti, che non ha le competenze per potersi districare, che ha sempre visto da una parte la banca come un luogo a cui chiedere le informazioni, da una parte il commercialista a cui chiedere le cose. Mettiamo anche una struttura, a Padova c'è un incubatore che collabora con l'Università di Padova, che crea, non ricordiamo sì, ma tutto questo in uno Stato che ancora ha queste il valore delle camere di commercio, cioè le cose ci sono, le cose ci sono, l'importante è che gli organismi bisogna mettere la nel panorama italiano delle camere di commercio. Renzi cosa ha ben pensato di togliere le camere di commercio, invece credo che le camere di commercio eliminare le regioni, ma eliminare le regioni che oggi scialacquano, non le regioni che sono un esempio. Siamo anche dei premi di produzione alle regioni che sono più produttive. Un attimo solo, Bortolami, poi pubblicità e poi do la parola anche Posso un attimino, cioè, secondo me bisogna creare anche a livello finanziario un tessuto di istituzioni finanziarie che non diano solo i soldi alle medie e grandi aziende, come stavo dicendo prima, perché poi stava parlando prima il Presidente, e bisogna creare o normativamente o costituzionalmente costituiremo qualcosa, a questo punto partecipato al 100% dalla Cassa Depositi e Prestiti, Veneto Sviluppo, dallo Stato, da chiunque, ma che ritorno a fare un credito volto anche a migliorare il tessuto, non solo Veneto. Sui progetti come fanno in America. Sì, Merchant Bank, ma anche i private equity che diceva prima Stefano, ma queste società finanziarie danno soldi a chi fattura dai 10, 15, 20 milioni di euro. Io vi faccio un esempio e poi taccio, perché, ecco perché mi vedete così arrabbiato. Un cliente che mette 300.000 euro a titolo di pegno, gli danno 300.000 euro alla banca. Uno a uno ha pagato il suo mutuo, è arrivato a 150.000. Gli dico, scusi, gli altri 150.000 me li date indietro? Perché se... No, lei li deve tenere, perché siccome ha 125.000 euro di sconto fatture, o me li lascia o gli tolgo 125.000 euro di sconto fatture. Allora dite, se io registro quella telefonata, come si chiama a livello penale? Estorsione. Estorsione, sì. Ok? Allora, stiamo parlando, bellissimo il progetto di dire crea un fondo, perché loro hanno i numeri per crearlo. Certo. Perché hanno i numeri, anzi loro potrebbero fare tante cose, ma probabilmente o non le vogliono, mica tempo, i professionisti non sono competenti, ma dubito su questo. Scusi la battuta, era una battuta, era una provocazione la mia. Era una provocazione la mia. Ecco, l'ha capita, spero. Per cui voi che avete i numeri, con i numeri si fanno tantissime cose in maniera intelligente. Certo. Voi potete farlo. Chiaro. Andiamo subito in pubblicità, poi do la parola anche a Fortuni. Grazie.